Buongiorno, Stan. Quando industria ed arte andavano a braccetto, una collezione preziosa al Museo della Fintecna a Roma raccoglie i grandi nomi delle avanguardie, un patrimonio rilanciato in occasione della Settimana della Cultura d'Impresa. Tommaso Ricci. C'era una volta, e non è una favola, il mondo imprenditoriale. C'era quello privato, leggi Olivetti, e quello pubblico, l'IRI, e l'arte militava nelle loro regge. Basta entrare nel semisconosciuto Museo della Cultura d'Industria a Roma per rendersi conto non solo di un patrimonio ingente e strabiliante di dipinti e sculture, coi migliori nomi della cultura figurativa del nostro Novecento, ma soprattutto di uno stretto sodalizio tra impresa e intelligenze creative. Severini, Turcato, Vedova, Pomodoro e tanti altri. A tutti venne chiesto di dialogare con la realtà produttiva del paese in fortissima crescita. Questa visione lungimirante, rilanciata nell'ambito della Settimana della Cultura d'Impresa promossa da Federmanager, non deve restare un rimpianto del passato. Noi dobbiamo riprendere la lezione dei grandi manager di Stato degli anni 50 e 60 che hanno unito la cultura umanistica con la cultura scientifica e hanno capito che gli artisti dovevano lavorare con gli operai, con gli ingegneri, con i manager. Molte di queste opere viaggiavano sui nostri transatlantici della Fincantieri e tra le curiosità una serie di acquerelli di Giorgio De Chirico che rivisitano in chiave classica i gioielli industriali dell'IRI, Mercurio e la Telefonica STET. E c'è anche la RAI, cui vengono assegnate le muse, memento della vocazione e del compito precipuo della televisione pubblica. Fare impresa all'italiana, insomma, non è solo fare business, è costruire una civiltà in cui umanesimo e tecnoscienza non solo non si combattono, ma procedono insieme sulla strada del progresso, sulla scia tracciata da Leonardo.